11 nuove ambulanze e un'auto medica che arriveranno a breve per dare ossigeno al SUEM dell'ULSS 7 Pedemontana sono state annunciate dai vertici dell'azienda sanitaria bassanese. La regione ne ha acquistate 147 per tutte le strutture venete, con una spesa di oltre 20 milioni di euro che pone la sanità regionale all'avanguardia anche nell'ambito degli investimenti. Continua l'impegno e l'investimento della Regione per le attrezzature, il rinnovo del parco macchine, in questo caso è stata fatta una gara centralizzata tramite Azienda Zero per l'acquisto di 147 nuove ambulanze o automediche per un costo complessivo di circa 21 milioni di euro, quindi un importo importante con la suddivisione poi per le singole USL. Questo nell'ottica di continuamente andare ad implementare, potenziare i servizi, ma soprattutto a immettere quindi attrezzature nuove all'avanguardia e anche conformi a quelle che sono le esigenze dei singoli territori. La sanità veneta, che viene riconosciuta come un'eccellenza a livello nazionale, ha comunque bisogno di continui finanziamenti e dotazioni per poter rimanere al top in Italia.